fare non va solo nella direzione di sistemare quello che sta succedendo, ma va nella direzione di sistemare tutto quello che dovrebbe avvenire nel futuro. Quindi partendo vorrei anche fare una piccola premessa, perché mi sembra fondamentale. Sono il redattore anche della variante del quarto P, variante in cui è stata inserita una nuova area che qualcuno ha detto è una cava. Mi preme, e questo è fondamentale, far presente che quella zona ancora negli anni 90 era la stessa e aveva la stessa medesima normativa che ha adesso. È solo successo un problema per quanto riguarda una variante fatta inizialmente in cui questa zona è stata persa e la proprietà ha rimarcato che questa zona è stata persa e noi l'abbiamo solo ripristinata tale e quale a quella che c'era prima. Sfido chiunque a prendere la normativa di prima e la normativa di adesso e dire che è diversa. Quindi non c'è niente di diverso se non una zona ceduta all'ecocentro, quindi a favore dell'amministrazione comunale. Una piccola parte è stata ceduta a favore, 5.000 metri quadri è stata ceduta all'amministrazione per fare un ecocentro. Quindi le informazioni devono essere chiare e su questo anche tecnicamente. Adesso quindi questa era solo la slide che probabilmente potremo anche mettere in internet per far capire, perché qualsiasi persona possa andare a verificare e ad analizzare quello che c'era prima e quello che abbiamo messo adesso. Partirei invece subito con quello che riguarda quello che mi interessa di più. Allora, negli anni quell'area ha avuto diverse trasformazioni. Inizialmente era nata come un'area per, eccola qui, nel 90, vedete il GR del 90 approvata dalla Regione Veneto, era un'area che scorrendo si può vedere tranquillamente, era un'area diciamo un po' per, vediamo se riusciamo a tirarla fuori, la posso leggere qui, sì. Eccola qua. Era una zona, no, non era ancora una zona produttiva, era una zona che era praticamente stata fatta per delle, diciamo delle attività che dovevano andare, quasi una sorta di uno scalo merci, e quindi interporto, il termine corretto era un interporto. Interporto voleva dire un'area che a ridosso di quella che era la ferrovia e a ridosso di quella che doveva essere delle nuove viabilità, doveva essere uno scambio merci. Quindi c'era uno scalo da parte della ferrovia, dopodiché veniva preso come trasporto e veniva spostato direttamente come baricentrico per quello che era tutto quanto il territorio del Vicentino, della parte diciamo vicentina, trevisana, che ruotava attorno a questo scalo merci. Inizialmente, io questo non lo so, cioè io dico, sto solo riportando la parte tecnica e gradirei che nessuno mi interrompesse perché stiamo facendo di parte tecnica, perché sennò se qualcuno è più bravo non c'è nessun problema, sennò si ascolta. Allora questo è lo scalo merci. Successivamente passiamo all'anno 1997, lo scalo merci diventa zona D e zona D tra le cui attività ammesse è anche l'attività di prima classe. Quindi c'è stato un passaggio con una variante approvata in regione e proposta dall'amministrazione comunale di allora, in cui si deliberava la possibilità di far diventare tutto quell'ambito, che non è diciamo quello che adesso vedrete definitivo dopo, ma che comunque comprendeva anche quell'area, tutto quell'ambito diventa zona D. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire diventa zona industriale. Quindi lì si può allocare tranquillamente una ditta industriale, è un'area idonea anche per un'attività industriale di prima classe. Questo è quello che era previsto nel 97. Dal 97 ad oggi sono succedute altre varianti, adesso qua come ho detto si scorrono tutte, però sono solo praticamente informazioni che poi comunque metteremo tutte nel sito, oppure sicuramente potranno essere date a qualsiasi cittadino in modo tale che le possa analizzare e verificare, perché le slide sono fatte. E possiamo andare alla variante del 2004 in cui c'è stato un aumento, sì, eccolo qua. Sì, un posto.
nella variante, eccolo qua, eccola lì, fermo, si vede praticamente l'ingrandimento che c'era la zona già esistente, lo vedete il triangolo, la parte diciamo rettangolare anche se ha molte differenze, e tutta quella fascia rettangolare inserita sotto come zona PIP. Questa è del 2004. Sì, adesso lo fanno così. Più, eccola qua. Quei piccoli ambiti che vedete sono quelli inseriti, eccoli lì. Quelli sono quelli inseriti a un'area PIP. Un'area PIP vuol dire un'area di piano in cui praticamente è un intervento pubblico, è un'area industriale pubblica, quindi dovrà essere espropriata e successivamente dopo l'esproprio dovrà essere praticamente resa area industriale da parte dell'amministrazione, ceduta a quelle attività che ne facevano richiesta. Comunque sempre area di industriale e sempre area produttiva, per cui poteva essere definita anche come attività di prima classe. Successivamente andiamo al 2010, ecco qua, in cui il 13-12-2010 è stata approvata il piano particolareggiato per insediamenti di via Balbi, piano che a livello urbanistico, allora adesso abbiamo visto tutte le varianti cosa sono? Sono le varianti allo strumento di piano, quello che era una volta definito come piano regolatore, che adesso si chiama come PI, che quindi andavano a incidere direttamente nel territorio e andavano a dare la trasformazione dell'area. Adesso invece stiamo parlando del cosiddetto PUA, cioè quello che sta dopo la trasformazione dell'area. Dopo la trasformazione dell'area avviene la definitiva trasformazione attraverso una serie di opere, attraverso la cessione di standard, attraverso la viabilità, per conformare questa zona a quella che è la sua destinazione. Il PUA, che è stato approvato nel 2010, prevedeva i lotti, chiaramente come tutti i PUA, di proprietà dove non c'entra totalmente questo della Carizia, comunque era previsto dei lotti, e all'interno di questi lotti praticamente sono stati individuati gli standard, sono state individuate le viabilità, è stato individuato quello che era la possibilità edificatoria. Quindi questa è un po' la storia molto breve di quelle che sono di quello che è l'area. Le attività insalubre poi, da fare un'altra piccola premessa per quanto riguarda praticamente l'attività insalubre, non sono presenti in tutto il territorio, perché nel frattempo l'amministrazione, attraverso anche il PAT ed altre successive varianti, ha reso alcune aree, alcuni ambiti non soggetti all'industria di prima classe. Questa è rimasta negli anni sempre con la possibilità, dal 97, con la possibilità di essere industria di prima classe, come ho detto prima. Quindi diciamo che esiste da quel tempo, da quel lì. La delibera, semplicissimo, nel 1997, 29 dicembre 1997, Baggio Ruggero presente, Benetti Gianfranco presente, Bergamin Paolo presente, Bernardi Francesco presente, Bordignon Nillo presente, il sindaco a quel tempo era Gobbato Giovanni, Bordignon Giovanni, Brotto Stefani, De Checchi Stefano, Gobbato Giovanni, Lorenzato Franco, Marin Benvenuto, Marina Liodoro, Boccellini Silvano, Moro Egidio, Michele Giampietro, Pagnon Paolo Pietro, Perin Costantino e Perin Francesco. Queste erano le persone presenti. No, le persone presenti dentro. Quelle che hanno approvato questa delibera erano queste. Scusate? Ma no, io non capisco questa, cioè, nel 97 è stata fatta una variante, punto. Allora, voi dovete capire una cosa, ed essere un po' composti, perché allora, se volete, lei, ma io posso far tranquillamente vedere la parte finale. Adozione variante, ok? La variante prevede una parte, sì, quello che vuole, c'è nessun problema. Delibera di approvare gli emendamenti relativi per la definizione, non lo so, dove la vuole?
Avanti ancora. Delibera di rinviare l'adozione della variante per definizione per servizi. Avanti ancora. Non c'è altro, questa è la delibera. Forse lei si dimentica che la variante veniva adottata dall'amministrazione comunale ed approvata dalla Regione Veneto, forse se lo dimentica. Questa non è adottata, io lo sto riportando alla delibera adottata di quelli che erano presenti all'adottato. Ma quella è una parte, capito? Cioè, bisogna essere corretti. Se si vuole fare polemica non c'è nessun problema, andiamo al bar e facciamo polemica. Quanto volete, nessun problema. E parliamo di quello che volete. Di calcio magari sono più esperto, ma insomma non importa. Ma se vogliamo parlare di quelle cose che sono così, se vogliamo parlare di quelle cose che sono così, allora questo che è la materia, dovete parlarne seriamente. L'adozione è adozione. All'inizio, ma se non legge lei, scusi, delibera, adozione, variante generale, il PRG per la definizione area per servizi. Dopodiché all'interno di questo c'è la normativa. La normativa prevede che queste sono le aree che sono diventate zone D. Quindi o ci parliamo oppure ci prendiamo in giro. Quindi c'è stata questa modifica che ha fatto diventare quella zona D, punto. L'adozione della variante, successivamente la variante stessa veniva approvata dalla Regione. Questo era il procedimento che esisteva prima. Adesso esiste il procedimento che dopo la formazione del PAT, il procedimento rimane in capo al Comune. Quindi si fa un'adozione e un'approvazione in Comune. Ma questo è quello che venivo a dirvi dopo. In questo momento quello che conta è che nel 97 questa è stata la variante adottata. Punto. Sì, prego. Eccola qua. Ma in effetti se poi lei guarda, ma scusi signora, ma ha guardato dopo, nel 2004 è diventato l'altra parte, punto, del PIP. Guardiamo la zona del PIP. Sì. Nel 2004. Allora, questa, scusate, il gassificatore dov'è? Il gassificatore in quella zona lì? No. Il gassificatore, signori miei, se volete fare le polemiche del caso, guardate qua, eccolo qui, lì, nella zona che era già esistente, signora, mi dispiace per lei. Ma cosa sto dicendo, signora? Ma scusi, come fa a essere in parte agricolo qui? È la stessa. Questa, scusi. Non fai il maleducato! No. Non è venabile. Allora, se la signora ha ragione e ha visto un altro piano, la prende di livello fuori, anche questo è il piano. Vediamo quello del 2004. Microfono! 2004. L'area PIP, quella che dice lei, se diventa PIP non è più agricola, ma comunque non è l'area PIP. Però non può essere destinata all'attività in salute se è PIP. PIP è oggetto di esproprio per pubblico interesse, non per il privato interesse. Ma guardi, non è la perizia, è
Ma guarda che non c'entra, io sto parlando della Carinzia. Lei parla di lavoro. Va fuori! Va fuori! Allora questa è la storia urbanistica, io sono un tecnico, non sono... Sì. Eccolo qua il 2004. L'area qual è? Allora io ribadisco, stiamo parlando della Carinzia, stiamo parlando del resto. Risposta di vedere la delibera del 2004, l'architetto risponde che non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di Carinzia adesso, quindi non serve guardarla. Io le chiedo di aprirmi la delibera per vedere l'ampliamento di quella zona. Il sindaco dice no, io ti chiedo di farlo. Allora se no possiamo aprirla, per favore, apriamola. Non sta chiedere al sindaco altro e basta. Allora, se io sono un tecnico faccio ridere, se non sono un tecnico cosa? No, andiamo su alla prima pagina per favore. No, andiamo sulla prima pagina. Andiamo alla prima pagina. Toni, parla Toni! Ecco la trasparenza delle nostre amministrazioni. Possiamo andare avanti? Vai a casa! Buffone! Voglio volare che le forte! E questi vanno a salvare il culo! Questi qua sono quelli che vanno a salvare! Una cosa, io prendo atto di quello che si è creato. Se mi lasciate parlare, altrimenti non sapevo che venisse qua. Io faccio una proposta, tanto anche perché ho sentito prima un ragazzo che dice la trasparenza delle amministrazioni. Siccome queste sono tavole tecniche, io propongo, mi farò anche io carico naturalmente, di sentire altri tecnici per dare lettura a questa tavola, a questo punto. Scusate, non so che alternativa proporre. Io personalmente sto
leggo dei documenti che hanno bisogno di essere letti. Do per scontato che sono documenti tecnici. Allora, vogliamo praticamente prendere un tecnico ambo le parti a questo punto che possono leggere per fare chiarezza? Se vogliamo fare chiarezza vuol dire se no rimaniamo nel dubbio e non andiamo da nessuna parte in questa maniera, ve lo dico chiaro a fondo. Guardate che non si va da nessuna. L'architetto Ferraro è venuto qui a innescare una polemica che era già nata, va bene, e non vuole dare con chiarezza tutta la documentazione. Vogliamo, no, adesso voglio silenzio. Bravo. No, per cortesia, se no non abbiamo. Allora, noi, tutti i cittadini, vogliamo con chiarezza tutta la documentazione. Non è possibile che nel comune di Cassola non si possano controllare le carte, vedere gli atti e fare questo. Devo finire le mie domande. Stai zitto! Architetto Ferraro, mi ritorni per cortesia alla prima domanda, alla prima risposta che ha dato lei. Quale? Quella sulla variante del, Esatto, del 97 o quella della variante del 2004? No, lasci stare ancora tutte, la variante del 13 di marzo 2012. 2012? Sì, 13 marzo 2012 della cosa. Da te che lo salti! Perché lei ha detto una cosa gravissima. Lei ha parlato di destinazione d'uso del 90. Ha capito che cosa ha detto? Sa cos'era la destinazione d'uso del 90 di quell'area? Cava prima. Grazie tante. Ma allora adesso mi vengono a lei mi mette, ecco qua, guardi, lo vediamo subito. Nel 90, e così chiariamo anche questa questione, nel 90 quell'area era un'area Y. Era un'area che era destinazione a cava che doveva essere richiusa e doveva diventare. No. Sì. No. Eccola qua, attenzione no. Architetto Ferraro, senta, architetto Ferraro, sa con chi sta parlando? Sta parlando con una persona che assieme ai cittadini che ci sono qua si è spesa per far chiudere la cava, punto. Allora, se lei mi parla di destinazione d'uso del 90, la destinazione d'uso del 90 era cava. Non era chiusa nel 90, l'abbiamo chiusa nel 94. Ma stai zitto! Non dovevate aprire questa polemica. Non dovevate aprire questa polemica. Allora, questa è per l'area contrassegnata dalla lettera Y, ex escavazioni materiali Cemic, la riconosce? Bene. C'è scritto: è parimenti previsto il recupero ambientale. Punto. Fino al conseguimento del recupero l'area inedificabile. Punto. Abbiamo riproposto la stessa medesima cosa, modificando soltanto i 5.000 metri. Ma chi l'aveva creata? Aspetti un attimo, io voglio sapere adesso, lei ha parlato di restituzione della destinazione d'uso precedente. Cosa può fare la tecnica? Quale è questo recupero ambientale? Fino al conseguimento del recupero ambientale l'area è inedificabile. Allora, l'area no, non è così, perché ho chiesto, adesso l'area è diventata area per attrezzature speciali. Scusi, cosa vuol dire attrezzature speciali? Vogliamo saperlo qua. Cosa vuol dire attrezzature speciali? Vuol dire parimenti previsto il recupero ambientale fino al conseguimento del recupero ambientale area edificabile. Tutte queste contrassegnate con le lettere sono aree per attrezzature speciali, sono le medesime. Quali aree possono andare? Vogliamo sapere quali aree possono esistere. È inedificabile. Punto. In questo momento è inedificabile, è ritornata come era prima. Mentre prima era stata messa come area agricola e quindi era una situazione che poteva anche prevedere cose diverse. Adesso è tornata a quello che era prima, tali, quali, come... Ma inedificabile per attrezzature speciali da poter collocare?
in qualsiasi modo. E si può cavare, però non si edifica niente. No. Lei mi scusi un attimo, aspetti un attimo. No, mi scusi un attimo. 1990, se era inedificabile nel 1990, nel 1993 è stata aperta una cava. D'accordo? È stata aperta una cava. Allora vuol dire che su questa area inedificabile si può aprire una cava. No. 90-93, sveglia! Guardi che non è fatto nel 90 il recupero ambientale, è stato fatto nel 98. Ecco, bene, allora parliamoci chiari. La cava è stata aperta nel 93, è stata chiusa, e beh, ma è importante. Non è stata sollecitata la regione, siamo andati in Consiglio di Stato, altro che la regione. La regione ha perso il ricorso in Consiglio di Stato. Signori, noi siamo qui per dare un'informazione. Domani mattina, tutti i documenti. Dov'è il manovratore? Tutti i documenti che abbiamo, che voi state contestando adesso, io vi sto spiegando, il nostro urbanista, il nostro tecnico, vi sta cercando di spiegare com'è la situazione urbanistica della cava e di quella che è l'area della Carizia Technology, ok? Se voi non vi fidate, come è giusto che sia, domani mattina vi mettiamo su internet, sulla home page del comune, vi mettiamo tutti questi documenti con tutta la descrizione, come è prevista agli atti, come è prevista dagli atti ufficiali, perché non è mai stato detto in comune a Cassola, se uno viene a chiedere dei documenti, che non gli abbiamo mai dato niente. Questi documenti sono pubblici. Non si riesce a tenere neanche i consiglieri comunali, vedi caso. In ogni caso. Martedì mattina ci siamo trovati e tra le altre cose ti ho spiegato il discorso della cava. Abbiamo detto la cava era stata autorizzata dalla Regione Veneto, è stato fatto ricorso al TAR Veneto, ricorso al Consiglio di Stato, dopodiché è stata ritirata l'autorizzazione alle attività di cava, ok? L'area modificata nel 2010 è stata riportata ad area agricola e adesso abbiamo riportato l'area con il Consiglio del 13 marzo 2012, abbiamo riportato l'area alla stessa che aveva prima del 2010, ovvero quello che ha spiegato l'architetto Ferraro, area F, ovvero per attrezzature speciali Y. La lettera Y vuol dire che l'area precedentemente destinata a escavazione ora è destinata al recupero ambientale ed è inedificabile. Per essere totalmente chiari e per dire totalmente la verità, architetto Ferraro, una volta che conferma se sbaglio, una volta che cadrà la lettera Y, rimarrà la lettera F, giusto? Che è aree per attrezzature speciali, che vuol dire, come il primo... Che vuol dire nelle aree senza lettera, cioè quando cadrà la lettera Y, nelle aree senza lettera, destinazioni d'uso, impianti a servizio delle attività di trasporto, distributori di carburanti e autolavaggi con i relativi depositi ed edifici di servizio, alberghi e ristoranti annessi. Questo è quello che abbiamo fatto. Domani mattina ve le metto in internet, se non vi fidate andate da qualsiasi persona a chiedere se l'amministrazione sta mentendo, ma vi prego di farlo, se l'amministrazione sta mentendo o se l'amministrazione non sta facendo questo. Concludiamo, adesso Egidio io ti rilascio la parola e concludiamo questo aspetto. A me interessa che voi capiate, e siamo qui questa sera per questo, qual è la variante urbanistica che l'architetto Ferraro sta predisponendo per tutto il comune di Cassola. Ci vogliamo arrivare o vogliamo chiuderla qua questa sera? No, la volete sapere? Vogliamo arrivarci, però
non volevamo che fosse aperta questa polemica. Allora, siccome l'ha aperta l'architetto Ferraro trattando i documenti in maniera fasulla, cioè cercando di non far chiarezza sul fatto che c'era una certa zona, invece una certa altra zona non ricadeva in un certo ambito, quell'ambito è stato addirittura trattato a PIP per poterlo espropriare. È stato nel momento in cui se non andiamo più avanti, nel momento in cui i proprietari presi per il collo hanno il PIP è stato ritirato ed è diventata una zona industriale che si è preso il signor Fratti e la Ecotrasporti, appunto, agevolazione privati. Sì, ma ragazzi, con la Carizia cosa c'entra questo? Cosa c'entra con la Carizia? No, allora è troppo comodo dire non c'entra niente. Perché? Allora, è troppo comodo dirci, scusate un attimo, è troppo comodo dirci che non c'entra niente, dal momento che il progettista Ruggero Rigoni ha fatto il progetto di Ecotrasporti che lavorerà 22.000 metri cubi di rifiuti di tutte le specie, sì, inquinanti e non inquinanti, e preparerà il lavoro per la Carizia che gli sta a fianco. Questa è, non c'entra niente, c'entra molto. Castaldello, B. Agugiaro, C. Geremia, D. Tessalolo.